Amici bellini, tiriamo un po' le fila di questa situazione. Onestamente, la prima è surreale. Ecco, il primo aggettivo è surreale, perché è anche un po' imbarazzante, secondo me, se andiamo a vedere anche le reazioni generali dell'Italia. Arriva DL, ma arriva anche Giuffredi. Alleniamo tutti, cominciamo. Allora, no, veramente, perché la situazione è un po' particolare, specialmente se pensi che siamo i campioni d'Italia. Benvenuto Stedim! Benvenuti tutti i nuovi iscritti, grazie a tutti per esservi insomma collegati con me. Io sono Valerio Fluido. Andiamo a capire un pochino che cosa sta succedendo dopo la giornata campale di ieri. Lasciate un like, così con i like la situazione si fluidifica e noi risolviamo tutto. I like sono di cortesia, è un rapporto. Io vi do il video, voi mi date i like. È semplice proprio. Quindi, voi dovete sapere una cosa, che molto spesso i video partono da una notizia di cronaca, io la sviluppo nella mia testa e poi la commentiamo. Alle volte i video partono anche da un'immagine. Vedi, per esempio, Giuseppe Scognamiglio, gli diamo il benvenuto nel gruppo Telegram. È appena arrivato, lo abbiamo appena... sta pure il capitano, però con le foto vecchie. Perché? Perché non ci sono foto, non ci sono GIF nuove del NAV. Questa è una cosa che io dicevo spesso, fate le GIF qualcuno, perché sono importanti per i content creators. Ma insomma, andiamo a vedere. Mi sposto con un Abrabam tattico, ma non so nemmeno se serve. Togliamo questa foto di De Laurentiis, anche se la notizia del giorno è che De Laurentiis arriva a Castelvolturno, no? E quindi dal gruppo abbonati mi arrivano sempre grandi spunti. Mi arriva una foto di De Laurentiis di spalle, che penso che io abbia utilizzato per la copertina di questo video. E dovete sapere che la copertina poi si sviluppa dopo il video, perché devo fare anche senso di quello che poi di cui ho parlato. E quindi la foto era questa qui, che insomma riecheggia il patron che osserva l'allenamento e quindi sta lì presente, eccetera eccetera. Quelli però più bravi si rendono conto, o che hanno memoria, o che osservano, perché se andate a vedere bene e allargate l'immagine si vedono proprio gli sponsor rete. Quindi non è una foto di oggi, non è una foto recente. Non è importante, perché uno deve dare a volte si dà la notizia con una foto che rimanda a quello che è il concetto, non deve essere per forza una foto del momento. Quindi io ho pensato, ma è successo altre volte, e ho tirato un attimo le fila, perché lo ricordo, un po' mi aiuta la memoria, un po' mi aiuta Google, perché voi se scrivete De Laurentiis Castelvolturno esce la qualunque. Vi faccio vedere. Per esempio, una è questa: De Laurentiis a Castelvolturno, punto esclamativo. Ecco le immagini con Rafa Benitez e la squadra. E parliamo del 12 settembre 2014. Quindi ho cercato di tornare indietro nel tempo. Eravamo in crisi, era successo qualcosa. E se nel 12 settembre 2014. E in effetti ad agosto era successo questo. Lo ricordiamo tutti, Napoli Atletico Bilbao, i preliminari di Champions non andò proprio benissimo, e quindi non lo so se questo fu il momento, perché se poi andiamo a scavare, vedete, il Napoli in campionato comincia con la prima giornata Genoa-Napoli 1-2, dopodiché De Laurentiis presente, eccetera eccetera. Cosa succede dopo aver assistito agli allenamenti con Benitez? Succede questo. Che era il 12 settembre, adesso il 14 settembre il Napoli perde con il Chievo, tra l'altro, capito, Verona, Chievo, Verona, eccetera eccetera, tutto torna, quindi non andò proprio benissimo. Ma continuando a scavare, perché non è sempre andata così, seduta tattica a Castelvolturno, davanti a la compagine azzurra si è allenata questa mattina in vista della sfida al Torino, ad assistere anche il patron dei campani, e in quel caso che era il 7 maggio del 2022, il Napoli vinse con Fabian Ruiz, non c'entra, quindi non è che va sempre male, non è che stiamo dicendo che va male, però in realtà la foto originale ci portava alla situazione post Empoli, e quindi scavando nella memoria, visto che noi dobbiamo ricordare da dove veniamo, De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo la sconfitta rimediata con l'Empoli, ha presenziato a Conavide per mostrare vicinanza alla squadra in un momento complicato. Gli azzurri di Spalletti infatti hanno raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite di A, abbandonando il sogno scudetto, ricordiamocelo, è il primo anno di Spalletti, tutte le cose, Spalletti out, eccetera
eccetera eccetera. E De Laurentiis parlò così. Poche volte durante la stagione si è visto De Laurentiis seguire da vicino gli allenamenti degli azzurri. A tal proposito ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli motivando questa sua scelta. Di seguito le sue parole: mi ero proposto di venire più spesso a Castelvolturno, non sono venuto per un motivo, io vivo quotidianamente 10 attività oltre al Napoli e al Bari. Se io fossi venuto tutti i giorni qui al primo anno di un nuovo allenatore anche di una certa esperienza mi sarebbe sembrato sbagliato. Io ad inizio anno già dissi l'obiettivo, la Champions. Ascoltate, la classifica ha fatto ingolosire tutti, vi siete ingolositi e va bene così, ci ha dato un paracadute. Signori, voi vi dovete iscrivere al canale, poi lasciate like eccetera eccetera, ma se vi iscrivete al canale noi uniamo tutti i puntini e niente ci spaventa più, niente ci sorprende più. Quindi se adesso lui dice già venivi perché devo stare presente così, ma sconfessi te stesso, avevi detto non mi sembrava il caso. E adesso cosa stai facendo con Garcia? Perché se lo affianchi, addirittura qualcuno dice quello andrà proprio in panchina alla prossima partita contro il Verona, starà là, cioè vuole allenare lui come questo senza sottolineare tutta la storia di Conte che insomma è grottesca, perché non hai smentito nulla. Di solito il Napoli è bravo, è pronto a smentire, com'era quella storia? Non esce uno spillo, è difficile trovare le notizie sul Napoli eccetera eccetera. Le notizie sul Napoli quando devono uscire escono, oppure è tutto programmato e tu volevi farla uscire per fare comunella con i tifosi e con l'ambiente che è contro Garcia. Allora tu che cosa fai? I tifosi sono scontenti di Garcia perché mette Zerbin, perché toglie Osimhen e perché fa delle sostituzioni particolari? Benissimo, fai sapere ai tifosi che anche tu non sei contento e che vuoi andare a prendere a Conte. Tutti quanti che si ingolosiscono di Conte, arriva il vincente, il sergente di ferro eccetera eccetera, e nel frattempo hai delegittimato il tuo allenatore. Poi sull'allenatore noi abbiamo parlato ampiamente, non voglio tornare sulla questione di Garcia perché i numeri sono dalla sua parte secondo anche il suo punto di vista, ma poi i numeri noi li analizziamo bene, non li vediamo freddi. Hai fatto un buon XG, benissimo. No, non è così semplice, lo sappiamo bene. Di conseguenza però senza il sì di Conte, che tu già sapevi, secondo me tu già sapevi che non c'era nessun sì di Conte, non era proprio possibile, non era plausibile un sì di Conte alle condizioni che gli proponi tu, ti devi poi tenere Garcia. Non c'è nemmeno, secondo quello che ci fanno sapere, il piano B post Conte, cioè Conte ti dice di no, ok Tudor, ok Semplici, no, il piano B di Conte è Garcia. Quindi tu stai sottolineando, stai confermando un allenatore che hai detto che non ti ha convinto, che hai detto forse ho sbagliato io perché è lontano dal calcio italiano e quindi non è aggiornato con come vanno le cose in Italia, quindi era già un piano C, un piano D rispetto ai vari Motta, rispetto alle cose così, e adesso tu dici vabbè, Conte ti ha detto di no e continuiamo con Garcia. È una cosa che Garcia può reagire in due modi. Garcia può dire io mi dimetto, veditela tu. È una reazione che a me verrebbe spontanea. Quanti sono gli allenatori pronti ad entrare in corsa in una situazione del genere in questa società che vogliono farlo? Ce ne sono pochini di quelli di un certo livello. Di conseguenza Garcia potrebbe tranquillamente fare l'uomo di conseguenza e dire io a queste condizioni onestamente non ci sto. Questo è quello che ho fatto finora e vi porta i dati che vi ho portato nel video di ieri. Se trovi un allenatore che fa altrettanto, vai tu e io me ne lavo le mani, perché può anche poi dire io dal mio punto di vista sto a posto con la coscienza perché tu mi hai chiesto il quarto posto e il quarto posto noi ci siamo, lo possiamo chiappare tranquillamente con questi dati e anche con queste prestazioni. Se io allenatore smusso degli errori, dei dettagli che non funzionano, anche la gestione dei cambi, se studio un pochino meglio l'avversario eccetera eccetera, tranquillamente il Napoli si rimette in sesto. D'altra parte noi pre-Udinese eravamo preoccupatissimi, post-Udinese, post-Lecce abbiamo detto vabbè dai, questi giocatori non sono diventati scarsi, questo allenatore non è il più scarso della storia, si può fare tranquillamente, vediamo le altre che pure inciampano, si può fare. E invece si è fatto prendere dalla cosa. Allora adesso secondo me c'è anche un lato positivo della storia, che secondo me adesso si è creata un po' di empatia per Garcia, almeno da parte dei tifosi, non so l'ambiente, non so i giornalisti che insomma lo hanno attaccato in tutti i modi in conferenza.
ed era anche plausibile aspettarsi. Però adesso abbiamo un pochino di solidarietà nei confronti di uno che è stato messo alla pubblica gogna ed è difficile in questo momento lavorare con questi chiari di luna? Io penso di sì. E quindi qualcuno vi dirà: il presidente è un genio, ha creato tutto questo per attrarre su di sé tutte le antipatie, tutte le critiche, e la squadra si libera della pressione. Garcia lavora meglio perché adesso ce la pigliamo tutti con lui. È un genio assoluto. E quindi la cosa positiva è che secondo me un pochino di solidarietà con Garcia ci potrebbe stare, e potrebbe stare anche un po' più tranquillo sulla panchina. Vedete, ci fanno sapere da Calcio Napoli 24, la Gazzetta dello Sport racconta cosa si sono detti ieri De Laurentiis e alcuni calciatori. Una videochiamata, si sono telefonati. Dopo una giornata frenetica, De Laurentiis nel tardo pomeriggio ha contattato i leader dello spogliatoio azzurro in videochiamata per ufficializzare la scelta di andare avanti con Garcia, ma la conferma del tecnico è stata soltanto l'introduzione del discorso. Aurelio ha chiesto ai suoi giocatori di ricompattarsi, di aiutare il Napoli e Garcia a uscire. Veramente lo stiamo trattando come un paraplegico. Vai, ti aiuto io ad attraversare la strada. È veramente una cosa incredibile. Io mi dimetterei, ve la vedete voi, e mi dimetto e rinuncio a qualsiasi cosa, vediamo chi viene. Io mi dimetterei. Lui può reagire da allenatore tosto e dice: non ti preoccupare, parlate adesso, poi io risolvo la situazione. Poi quelli là che hanno parlato troppo dovranno ricredersi e faranno brutte figure. Una spirale di negatività, insomma, di dargli una mano in questo momento delicato. E ha annunciato che oggi lui e l'AD Chiavelli saranno presenti a Castelvolturno per l'allenamento, per stare vicino alla squadra e sostenere il tecnico francese in questo nuovo inizio, una nuova era fondamentalmente. Ci fa sapere anche Modugno quella riflessione profonda, ampia e totale per trovare una soluzione. Quella soluzione sembrava essere trovata in Antonio Conte, vecchio pallino di De Laurentiis, cercato già dopo Sarri nel 2018. Da lì questo rapporto che va avanti da anni. De Laurentiis pensava fosse lui l'uomo giusto, ma non è accaduto. Il Napoli è pronto a rinnovare la fiducia a Rudy Garcia, non c'è un piano B dietro Conte, si va avanti con Garcia. Ci sarà lui a Verona, sicuramente è un momento difficile, totale, perciò c'è qui De Laurentiis a Castelvolturno per esprimere sostegno e dare aiuto. Per questo il presidente ha allertato e convocato tutti i leader, a cominciare Di Lorenzo, per sostenere la causa Garcia al momento. Doppia seduta oggi, nonostante l'assenza dei 12 nazionali. Primo allenamento stamattina, è arrivato De Laurentiis, sono tutti negli spogliatoi, nelle stanze del centro sportivo. Si metteranno alla ricerca di situazioni, non so che cosa significa questa frase, questa chiosa finale, ma tant'è. Oggi tocca in ordine: il primo che dovrebbe andare in campo è Kvara, poi c'è Cajuste e poi ci sono contemporaneamente Ostigard e Zielinski che vanno in campo con le loro nazionali. Mi sono segnato tutto, io vado a giocare a pallone di mia sponte, e se succede qualcosa vi potete aspettare degli short. Stiamo comunque sul pezzo. Quindi, in conclusione, mentre sui vari social mi si incalza e dice: ma qual è la soluzione tua preferita? A me non mi sembra corretto adesso parlare di altri allenatori, di farvi un'analisi di Tudor, di Semplici, di Calzona. Qualcuno dice Calzona, ma almeno quelli là che sono già sotto contratto. Calzona allena la nazionale slovacca, non li consideriamo nemmeno quelli, perché non è che quelli poi sì è arrivato De Laurentiis, liberiamolo. E no, non pensiamo almeno a quelli là svincolati che erano pronti a subentrare in corsa. Non mi sembra corretto farlo nei confronti di Garcia. Quindi il Napoli ha deciso di continuare con Garcia in questo momento. Non so se c'è una fiducia a tempo o una fiducia incondizionata, perché se tu hai deciso così, tu adesso dovresti fare un comunicato pubblico dove dici assolutamente non devi anche poter mentire. Ricordate che Amazon, il Napoli mentì, disse: non c'è assolutamente nessun quarto sponsor sulla maglia. Assolutamente no, stiamo parlando delle cose nostre, dello store. E invece lo sponsor sulla maglia uscì. Quindi il Napoli dovrebbe anche poter mentire e dire: nessun incontro con Conte. Tanto Conte, ci sarà un accordo, un NDA, no? Un non disclosure agreement. Conte non è che prende i microfoni e dici sì, il Napoli mi ha contattato. Al massimo succede anni e anni dopo. Quindi tu dici: noi abbiamo massima fiducia. Sì, ho detto le cose che abbiamo detto, ma non leggete tra le righe. Io ho detto semplicemente che non bisogna fare cose affrettate. Uno, se lo fa piacere questa smentita, e dai fiducia al tuo allenatore. Altrimenti la prima domanda che gli arriverà a Garcia sarà: ma ti senti la fiducia della società? Non sei stato protetto? E quindi è una situazione un po' scalabra, diceva Gennaro D'Aro, una situazione un po' scalabra.
Quindi ad oggi si continua con Garcia, supervisionato da De Laurentiis, che secondo me fa meglio quando non... Anche perché, ragazzi, De Laurentiis doveva stare più presente a Castelvolturno. Non è che De Laurentiis nell'anno dello scudetto era stato lì a guardarsi gli allenamenti e per questo Spalletti e tutti i giocatori hanno fatto un grande campionato. Non è proprio così. Quindi la sua presenza può piacere o meno, ma non cambia quelli che sono, perché se De Laurentiis poi veramente si mette a dire ma qua perché non inverti le due mezze ali, là siamo proprio alla frutta e dobbiamo intervenire con una camicia di forza. Là dobbiamo intervenire con una camicia, calcisticamente parlando, la famosa camicia di forza calcistica, nel senso, deve arrivare Chiavelli e ti deve perché lui si fida solamente di Chiavelli, forse dei suoi familiari, ma deve arrivare Chiavelli e ti deve spingere fuori e dire queste sono cose di campo. Ecco perché quando si parla di un direttore sportivo non si deve dire ma chi il Giundo le ha comprata a Younes. È la presenza di uno che ti dice senti, non fare uscire questa cosa, non dire niente in questo momento, non parlare, non fare uscire la cosa che devi entrare, che sta in contatto con Conte, perché Conte poi con i problemi col Tottenham dovrebbe anche aspettare, ci sono delle cose, il decreto cresci, devi aspettare, poi ci sono delle penali, non fare niente perché altrimenti Conte ti dice di no e hai creato un caos da questo. Poi la figura di uno di campo che sa tutti i cozzi di tutte le squadre e ti evita delle brutte figure. E questo noi quando troppo semplicemente dice ma quello Micheli è bravo, Giuntoli non serve, secondo me lì siamo superficiali e permettiamo al presidente, che ha avuto un delirio assoluto di onnipotenza dopo lo scudetto, di prendersi dei rischi e di fare degli errori, perché sta facendo degli errori uno dietro l'altro. Io non mi concentro nemmeno sull'errore iniziale, quello di scegliere Garcia, perché nell'analisi secondo me Garcia se la può cavare, se la cavicchia. Non è l'allenatore mio preferito, l'avete visto, ma se la può cavicchiare se lo metti però in condizioni di far bene, con un mercato all'altezza, perché abbiamo visto che insomma Nathan bene, poteva arrivare prima, Lindstrom prima o poi darà il suo contributo come Caiuste. Non è un mercato spettacolare, ma si poteva fare, visto che hai deciso di mantenere tutto l'impianto della squadra dell'anno scorso. Si poteva mettere in condizioni migliori il tuo allenatore se volevi stare un po' più tranquillo, perché ricordiamo la premessa, che è quella che è importante. Il Napoli in Champions ci va quando lotta per lo scudetto. Se il Napoli lotta per la Champions ci sono molte più difficoltà e le conosciamo bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, io vi abbraccio, vi bacio e state in campana, perché le novità sono dietro l'angolo, tutto può accadere. Perdiamo col Verona, che succede? Succede il cataclisma, vinciamo col Verona però perdiamo con Union Berlin, cataclisma, vinciamo col Verona, vinciamo con Union Berlin, perdiamo col Milan, allora sono gli scontri diretti, cataclisma, siamo lì pronti al cataclisma.